Treviso che diventa per 5 giorni capitale dell'innovazione con i Treviso Innovation Days. Sì, una grandissima soddisfazione. Treviso città aperta l'abbiamo nel nostro brand Treviso is Open e lo vogliamo dimostrare nelle varie declinazioni, quindi siamo felicissimi di ospitare questi momenti di comunità aperti all'innovazione. Come traghettare un nuovo modello economico sfruttando le nuove tecnologie, sfruttando le opportunità dell'innovazione. Penso che questa sia la sfida più importante del nostro territorio. Ci saranno ospiti illustri che parleranno insieme e cercheranno di mettere le migliori idee per una visione del futuro che possa rigenerare un sistema economico grandissimo e ottimo come quello del Veneto, della piccola e media impresa. Però poi questa innovazione viene declinata anche nel tema dell'identità, della comunità, quindi del sociale, e sarà molto interessante perché arriveremo a parlare di città intelligente, di smart city dal punto di vista dei cittadini. Quindi è un'innovazione che non è soltanto digitale, non è solo macchine, ma è forse soprattutto persone. Beh, senz'altro i passi in avanti si fanno quando tutti guardano una direzione e sanno dove andare. Noi parleremo anche dell'identità, abbiamo fatto un concorso sul brand, sul capire quali possono essere i fattori attrattivi del nostro territorio, e abbiamo visto che la forza di questo brand può essere dato se tutti quanti lo usiamo, quindi se tutte le persone singolarmente e alle guide di istituzione credono a un processo. Quindi la forza dell'Innovation Day è proprio quello di coniugare un'idea che può essere astratta a qualcosa di molto concreto, e dal punto di vista di Treviso siamo fierissimi che questo dibattito sull'innovazione avvenga nella nostra città, che si dimostra una città aperta alle sfide e all'innovazione.